non siamo liberi di controllare la nostra agricoltura, il nostro mare, il nostro turismo, le nostre pensioni, le nostre banche. Quindi io voglio festeggiare un paese davvero libero, cosa che oggi l'Italia non è. Lo avevano promesso, nel giorno della liberazione avrebbero fatto sventolare la bandiera dell'autonomia. Democrazia, sovranità del popolo, sono queste le parole gridate alla folla accorsa da tutto il Veneto oggi a Verona. È una dichiarazione di guerra lanciata dal palco del Palasport per liberare il paese dalla nuova occupazione. Sul traino del buon successo in Francia di Marine Le Pen, il segretario della Lega Nord Matteo Salvini spinge, tornando a chiedere al popolo di alzare la testa. Accanto a lui il governatore Zaia e Maroni. Se la trattativa la faccio io non funziona, se la faccio con il voto di 10 milioni di lombardi e di 15 milioni tra veneti e lombardi ce la facciamo. Questa è la differenza fondamentale, questo è il valore vero del referendum. Lombardia e Veneto rappresentano circa 15 milioni di abitanti, un quarto degli abitanti italiani che andranno al voto il 22 ottobre 2017, si esprimeranno su un grande tema che è quello dell'autonomia e sostanzialmente si va a sancire che le riforme partono dal basso e non più dall'alto, visto e considerato l'inconcludenza di chi ci governa. L'incontro si è aperto sulle note di Va Pensiero e con l'augurio del governatore Luca Zaia, che ha salutato il suo leone per una volta abbandonato a Venezia per essere presente alla manifestazione sulla legittima difesa. Voglio, ha detto Zaia, che le forze dell'ordine girino non con il galateo ma con il manganello e abbiano la libertà di usarlo.